Amici di Generazione Non Stop, benvenuti, eccoci per affrontare un'estate insieme con il programma dell'estate, Generazione Non Stop Summer TV. Siamo a Scivolandia e siamo pronti per far iniziare questa puntata. Inizia Generazione Non Stop, vediamo chi è il nostro primo DJ. Io. Nome? Vincenzo. Cognome? La Palerma. Provenienza? San Giovanni Gemini. La musica che suoni? Progressive House. Segni particolari? Sono il DJ resident di Scivolandia. Segni particolari? E come abbiamo visto, Vincenzo La Palerma sarà il DJ di questa puntata. Oggi si parla della dieta, perché ci sono tantissime diete, ci sono la dieta del panino, la dieta del frullato, la dieta dell'insalatona, abbiamo trovato tantissime diete, la dieta dei 3 giorni, del minestrone, addirittura del verme solitario, o ancora la bella addormentata, che era una dieta che seguiva Elvis Presley addirittura. Poi abbiamo ancora South Beach, che mi sa un pochino di cocktail questo qua, addirittura la dieta dell'alcol, la dieta della pizza, la dieta del lunedì. Ma voi avete fatto una dieta? Come vi siete preparati per arrivare all'estate così bella in forma? Niente, mangio solo pasta. Lei fa la dieta della pasta allora? Praticamente. Non fa quella per esempio dal divano al frigorifero, no? No, pasta, dormire e lavorare, tanto. E la riduce così? Ebbene sì. Io lavoro 9 ore, dalle 9 a 12 ore al giorno, mangio pasta, pane, tutto e mi diverto. E da dove viene intanto? Da Palermo. Si è trovato bene qui? Sì, ogni anno veniamo, 3, 4 volte, 5 volte. Ci sono dei signori che mangiano dei crackers, quindi stanno preparando per la dieta? No, no. I crackers non li vogliamo. Signora, lei come si è preparata all'estate? Con le patatine? Mangiando solo patatine? Guardi, io sono così magra che non ho bisogno di fare dieta. Quindi non ha bisogno di fare dieta lei? Lei dovrebbe fare... Ha preso la persona sbagliata. Invece la sua amica, qui la signora... Signora, lei come si è preparata alla dieta? Con quale tipo di dieta? Con i crackers. Da dove viene lei? Da Palermo. Si è trovata bene? Sì, benissimo. Buona continuazione, grazie. Stiamo un argomento importante. Scusi signorina? Signorina, disturbo? Signorina? Che dieta ha fatto per prepararsi all'estate? Signorina? Non possiamo riprendere soltanto da dietro. Signorina, meglio. Signorina, ha fatto lo shampoo. Signorina, scusi, non vengo più in Sicilia. Signorina, buongiorno. Che dieta ha fatto per prepararsi all'estate? Non ha fatto dieta. Come non ha fatto dieta? Scusi, non vengo più. Signorina, da dove viene intanto, signorina? Pronto? Come no? La signorina non vuole parlare. Non ha fatto dieta. È proprio così naturale? Sì.
E non è successo niente, cerchiamo. Io la faccio. Lei fa la dieta? Ma devo qualcosa. Che dieta fa lei? Del panino, guarda, Dieta della carne, non mangio carne. Oh, mi dispiace, ma non si dovrebbe. Che fatto sono? Lei invece è pure sciupato come il signore, no? Sì, per lavoro ho sciupato. Si sta preparando all'estate a quanto pare, perché è in dieta, vero? Quale adotta dieta? 2 kg di pasta al giorno. Complimenti, continui. Ho messo 10 anni per perdere 200 grammi. Scusi, lei fa parte dello staff di Scivolandia? Sì, Che dieta fa lei per trovarsi così un viso così asciutto? ne faccio dieta, scelgo solo alimenti buoni e nutrienti. Alimenti- Poi mangio tutto. Questo può essere anche un buon motivo, alimenti E buoni attività fisica. e attività fisica. Is where we all came from, the dreams we have, the love. La dieta del stesso, lei come la adotta, no? Sicuramente. Lo aiuta allora a risolvere qualche piccolo problema di peso, no? Sì, vediamo cosa possiamo trovare. Che dieta ha fatto per prepararsi all'estate? Non mangio. Non mangia? Da quando non mangia? Da una vita. Non si abitua a non mangiare perché l'ultima volta, come l'asino quando si è abituato a non mangiare è morto, mi dispiacerebbe perché come vi siete preparati all'estate, all'inizio dell'estate che sta iniziando con la dieta, perché si sa quando inizia l'estate già si deve preparare la dieta, prova costume e tutte queste cose. Lei che dieta ha fatto per prepararsi insieme a sua figlia? Nessuna, perché già basta così come siamo. Non ha fatto quello della bella addormentata, no? Cristian e Carlo. Cristian, sei tu? No, Carlo. Cristian. Com'è Scivolandia? Bello. Bello quanto? Tanto o poco? Tanto. Cosa vi piace di più? Gli scivoli. La signora voleva parlare, secondo me, la signora sta dormendo. No, non ho fatto nessuna dieta. Quando ho tempo mangio. Quanto ha tempo mangia e quando non ha tempo Morte fame. lei signora fa pure come lui, No, io mangio regolare. del verme solitario, nella dieta del minestrone dei 3 giorni, No, assolutamente, non faccio nessuno. dell'insalatona. Mangio tutto. Ragazzi di Generazione Non Stop, siamo con l'amministratore di Scivolandia, Dario Miceli. Ciao Dario, inizia questa avventura di quest'estate 2012. Cosa abbiamo in programma per quest'estate? Allora, salve a tutti. Quest'estate sarà un'estate molto ricca di eventi. Abbiamo avuto un successo strepitoso. I giovani veramente hanno risposto in massa. È stato uno spettacolo ieri essere qua a Scivolandia. Per quanto riguarda l'estate, noi che ci troviamo nel cuore della Sicilia cercheremo di far trascorrere ai nostri clienti un'estate ricca di divertimenti, giochi e spensieratezza, soprattutto in un momento difficile come questo. Ok, vedo che quest'anno abbiamo un'animazione molto particolare. Sì, abbiamo cercato di curarla proprio nei minimi particolari. Abbiamo ragazzi esperti in balli, in animazione, giochi, proprio per far trascorrere alle persone delle ore che li allontani dalla solita routine del giornaliero, per fare staccare proprio la spina. Scegliere l'acquapark e non il mare. No, noi siamo un'alternativa al mare. Noi non diciamo di scegliere l'acquapark al mare, però nel cuore della Sicilia, in mezzo alle montagne, a confinare con 3 province, c'è Scivolandia che offre alla clientela tanti servizi e tante attrazioni, piscina onde, degli scivoli, l'animazione, un'ottima cucina, un parco pulito sotto tutti i punti di vista. Il mare, sì, il mare fa sempre bene, ma anche Scivolandia, credetemi. E ancora la dieta del lunedì, la dieta della sigaretta, la dieta della pancia che si sgonfia tramite col finocchio. Sì, vabbè, è così. La dieta del sonno, la dieta del 5.
Cioè, vabbè, non sanno più cosa inventarsi. Poi c'è la dieta Dukan, quella che si permette di far scendere 10 kg in 100 giorni. Insomma, tantissime sono le diete, addirittura la dieta della vodka, quindi che dicono che l'alcol insomma faccia male e invece no. Allora, insomma, ragazzi, vediamo cosa risponde la gente e che dieta hanno fatto. Tanta carne e un po' di pasta. Scusi, mi fa piacere che lei mangia sempre carne, ma dove la mette? Signorina, se la possiamo disturbare, noi stiamo facendo un sondaggio qui all'interno di Scivolandia. No, dieta non ne faccio. E cosa fa? Sport, No, palestra? Niente. Stiamo trattando un tema molto particolare che praticamente quando arriva l'estate si tratta per forza, prova costume e diete varie per arrivare a questo punto belli in forma e piacere agli altri, giusto? Allora, come sport niente. Come dieta ogni sera pizza, torta, gelato. Un po' di lotta libera e basta. Io me ne vado se lei... Il lavoro che fa lui, lavora con gli escavatori, praticamente fa i fossi nel letto. Quando poi lo sport è quello più che gli garba di più è quello del sesso. Sesso, perché per lui è uno sport il sesso. Che ne so, secondo lei è il suo amico cos'è? Guardi, per Parla me... sempre il buco con l'escavatore. Guardi. I materassi a fare le buche. No, io li rompo i materassi, tu li costruisci, io li rompo. Scusa, se prima faceva i buchi con l'escavatore, costruisci i materassi, che lavoro fa questo signore? Mentre qui disturbiamo altre signore e signorine, voi invece che dieta avete fatto? Nessuna. Lei Nessuna. Siete così di natura? Sì, di natura, sì, mangiamo tutto però siamo così. Non ingrassiamo. Signorina, lei si nasconde? Potrebbe iniziare una dieta però. E quale dieta sta facendo? Non mangio né pasta né pane. Allora, ha eliminato i carboidrati? Sì. Allora veniamo a trovare l'anno prossimo. Certo. Arrivederci. Gioca a calcio? Sì. Quindi questa è una dieta, uno sport? Sì, pure piscina. Fai pure piscina? Quindi mangi molto? Sì. E smaltisci? Voi che dieta avete fatto per preparare l'estate? No, non abbiamo fatto dieta. Anzi, abbiamo iniziato ora a fare diete. Avete iniziato ora, ma fate sport durante l'inverno, palestra o cose particolari? Piscina. Quindi qualcosa la fa, signorina, non mi imbrogli. No, un pochino. No, qualcosina la facciamo. La dieta del panino, della pizza? No, niente, no limits, pizza, panini, di tutto. Ma come fate a bruciare in questa maniera energie? Lo chiediamo magari a lei. Forse sì. A bruciare così cosa? Le energie? È la piscina. E la piscina brucia così tanto? Sì. respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You told me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Are we human?
A questo punto vi vogliamo salutare, un abbraccio, un bacio e buona continuazione. Tra un po' mi addormento, c'ho un po' di gente, voi non la vedete qua attorno, ma non fa niente, c'è qualcuno che mi dà anche dei piccoli calcetti. E vi salutiamo, grazie Stefano Virga, grazie Scivolandia, da Omar Bolognesi è tutto, un abbraccio, grazie anche al DJ di oggi naturalmente, Vincenzo La Palerma. Alla prossima puntata, seguiteci, siamo tutto luglio-agosto, tutta l'estate, quindi in compagnia, ciao! Non lo conosci? No. Del cibo piattini o orogelli. Per me solitario. E ancora la dieta. Non è pronta la picciotto. Non è pronta. Hai qualcosa da dichiarare? Non ho nessuno. Basta, Omar! Live from Scivolandia. Attacca io, il mio también. Generazione Non Stop Summer TV, il programma dell'estate con Omar Bolognesi. Tutte le domeniche mattina alle 9:10 e la sera alle 19 e in replica il martedì alle 15, il mercoledì alle 21 e il giovedì alle 24. Generazione Non Stop Summer TV.